1984 di Orwell sa benissimo di che cosa sto parlando. Da qui si è partiti in pompa magna per cancellare post scomodi, poi si è proseguiti con chiusura di profili social, canali liberi di YouTube, non ultimo il canale indipendente BioBlu nelle settimane scorse. Attenzione! Esatto. Che oscurano medici e professionisti, scienziati rei di aver preso posizione in base a dati scientifici ed esperienze dirette, rei di aver salvato delle vite come i medici delle terapie domiciliari Covid. Pertanto, quando si parla di censura, di complotti o di negazionisti, sappiate che siete dentro la morsa sempre più stretta della censura del pensiero unico. Una volta c'erano le carceri di roghi, ora cancellano socialmente gli individui, gettano il discredito su figure che fino a ieri erano integerrimi professionisti, gli tappano la bocca in diretta come è accaduto in modo indecoroso da Bruno Vespa l'altra sera. Per non parlare dei sanitari, io prima di essere un sociologo ero un infermiere professionale del 118, passati da sanitari eroi nazionali a pericolosi untori. Okay. Anche qui la storia ci viene incontro e ci ricorda che ci sono due modi di reagire allo scientismo: alla Galileo Galilei, che abiurò rinegando solo per farsi salva la vita la sua teoria eliocentrica, o alla Giordano Bruno, che preferì morire e ardere vivo per non rinnegare il suo pensiero. La scienza, con cui tanti si sciacquano la bocca, è stata sostituita dallo scientismo, individuato da Karl Popper come fede cieca e dogmatica nella scienza. Questa fede, in quanto tale, estranea totalmente allo scienziato autentico. L'essere umano è un essere sociale, lo è diventato per necessità di aggregazione, isolato e debole, e lo sanno, vulnerabile sia nella remota foresta amazzonica tropicale, sia che si viva in una metropoli contemporanea. Più si è isolati e soli, meno si possono scambiare pensieri ed esperienze con i propri simili, più si è manipolabili dall'esterno. Chiusi in casa perdiamo totalmente il contatto con la realtà. La realtà entrerà così solo attraverso un unico canale, la televisione. Esatto! Il distanziamento sociale è creato con un clima di terrore, è propedeutico per potenziare l'uso della paura come strumento di coercizione. Da soli abbiamo più paura e se vediamo qualcuno che non ne ha e vuole vivere una sua vita nonostante tutto, fa scattare in questi individui l'odio verso il prossimo. Agli onori della cronaca sono salite le notizie di un paio di giorni fa anche qui in provincia di Belluno, con cui sono state sgominate bande di giocatori di briscola e ragazzetti frettolosi intenti a mangiare il gelato al parco. Rei confessi di una volontà di voler vivere nonostante il terrorismo. Il nemico è tutto quello che esce da uno schema preimpostato. Poco importa se la legge o il regolamento sociale non sono etici, lo dice la legge, per cui è cosa buona e giusta. Ma ricordate cosa sono le leggi razziali? Conoscete palesemente la scienza dell'eugenetica? Quando si riporta questo esempio meramente accademico, qualcuno ha un sussulto ed urla esagerazione, all'inea proprio un'opportunità di rievocare certi fantasmi. Ma mi dispiace signori, chi dimentica la storia si condanna solo a riviverla. E non è un caso, come diceva il mio insegnante di storia all'università, siamo da 30 anni ridotti a un popolo di ignoranti, iperscolarizzati, con la testa piena di nozioni e di date, ma senza aver mai dovuto applicare la logica concettuale. Non dovete pensare ai gulag o ai campi di concentramento. Il nostro pensiero deve essere: come è potuto accadere tutto questo senza l'uso della forza, ma solo con l'uso dell'indottrinamento? L'ipnosi di massa serve per avere il controllo della popolazione o di una parte di essa e fare in modo che le persone accettino e giustifichino quello che poche persone dicono.
Ciò succede nel fenomeno delle sette religiose, nei regimi totalitari e nelle vittime di sequestro di persona. Questa non è una normale pandemia, questa è un'infodemia. Siamo in guerra? In guerra tutto è lecito. Con questo triste accostamento, per niente casuale, rinnovato 6 giorni fa dal capo della protezione civile, non a caso abbiamo un generale, un militare, signori miei, come commissario straordinario, si sdoganano facilmente termini come coprifuoco, confinamento, ti dicono misure severe ma giuste, in virtù di un nemico comune. Ora la caccia alle streghe non è più nei confronti della sola informazione libera, ora il nemico siamo noi, non è colpa mica della malgestione della pandemia fin dal primo giorno. Il nostro silenzio ha servito e genuflesso, ci ha riportato come in un moderno gioco dell'oca, punto e a capo dove eravamo l'anno scorso. Come hanno fatto i dittatori di recente memoria, inizialmente senza l'uso della violenza, ad ottenere una resa passiva di popoli interi, piegandoli ad ideologie folli? Semplicissimo, con tecniche evolute di comunicazione di massa. Ad oggi i neodittatori 2.0, signori miei, hanno anche uno strumento in più, si chiamano internet ed i social media. In un anno la popolazione ha digerito tutto, mascherine all'aperto, lockdown, isolamento sociale creato con quell'obbrobrio che è la DED, lo smart work, il coprifuoco, il vaccino di massa obbligatorio per tutti. Abbiamo conosciuto un virus intelligente quest'anno, colpisce dalle alle e ci ha mandato totalmente in dissonanza cognitiva. Le fasi di questa teoria sono semplicissime, impensabile. Si apre la finestra e in quel momento si fa entrare un'idea che crea repulsione e incredulità della popolazione, ma se ne comincerà a parlare quotidianamente. Poi si crea un divieto, con qualche eccezione, si apre un dibattito, ristoranti aperti a pranzo, ma chiusi a cena e follie di questo genere. TV e giornali non parleranno d'altro. Venduti! Poi si passa a una fase ragionevole. Non c'è nulla di male, ormai è normalizzata, è entrata nel nostro pensiero. In nome di una presunta sicurezza e dello scientismo stiamo subendo i peggiori attacchi alle libertà individuali e alla dignità della persona umana degli ultimi 50 anni, fino alla non ultima violazione del nostro corpo, con l'ultima legna indegna normativa che obbliga i sanitari, sotto ricatto, a fare o meno un vaccino. L'intenzione è deviare l'attenzione del pubblico da problemi importanti e dai cambiamenti decisi dalle elite politiche ed economiche. Da 15 mesi le uniche parole che si sentono sono Covid, contagio, terapia intensiva, vaccino. Non avete così il tempo e modo di pensare alla distruzione della società democratica, distruzione del lavoro, distruzione della salute mentale dei nostri bambini, l'aumento di casi di suicidio nei giovani, l'abuso di alcol, di sostanze. Le altre malattie sono scomparse. È il dato di oggi, 1 milione di indigenti in fila alla Caritas e l'Union Camere ci prospetta 10 milioni di italiani a rischio di povertà. Siamo sospesi dentro una bolla, non esiste nulla. Non esiste nulla che non si chiami Covid-19. Soluzione. Il secondo passo: si crea un problema, una situazione che produrrà una determinata reazione nel pubblico, in modo che sia questa la ragione delle misure che si desidera far accettare. Il SARS-CoV-2 esiste, ma a differenza delle altre pandemie più recenti è diventato strumento per far accettare cambiamenti altrimenti impensabili. Chiudiamo oggi per aprire domani? Chiudiamo a Natale per aprire a Pasqua? Chiudiamo a Pasqua per salvare il Ferragosto? Non ci hanno detto di che anno però. Non vi dice nulla? Gradualità. La gradualità e la legge della rana bollita l'abbiamo già viste, miei cari amici bolliti. Il fattore emotivo, attenzione, che è il più potente tra gli strumenti che hanno a disposizione, molto più potente di quello razionale.
L'uso di immagini emozionali permette di manipolare con la paura. L'uso della parola terapia intensiva evoca subito la parola morte. L'uso del termine contagiato, invece di positivo sintomatico a un tampone, evoca la peste. La TV non più come strumento di scienza e conoscenza, ma di intorpidimento sensoriale. Programmi trash, talk show, di dubbio gusto, mancanza di programmi di cultura. Invece di ribellarsi contro il sistema, l'individuo si autosvaluta. È il senso di colpa insito in ogni uomo, cosa che crea a sua volta uno stato depressivo, con la conseguente inibizione della sua azione. L'individuo è altresì spinto alla delazione, l'abbiamo vista prima, ricordate? Se siamo in questa situazione è colpa del mojito bevuto a Jesolo a luglio. Se siamo confinati in casa dopo un anno è colpa del ragazzetto che gioca a pallone nel parco. E cazza le streghe quotidiane. E le forze dell'ordine, con tutto rispetto parlando, sgominano bande di briscola con lo zelo con cui venivano sgominate le riunioni carbonare. Se non staremo attenti, il compianto Malcolm X, se non starete attenti, i media vi faranno odiare le persone oppresse ed amare quelle che opprimono. Io vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione. Io sono qui per riferire un po' l'avventura che abbiamo fatto per alcune operatrici sociosanitarie che si sono trovate dopo oltre un anno che lavoravano in condizioni difficili, che le hanno messo di più di quello che era dovuto per mandare avanti questa situazione, che rifiutavano il vaccino non come Novax, contrari a tutti i vaccini, ma di dovuta prudenza per un vaccino che non è stato testato, è un vaccino che viene imposto, che viene preso come la soluzione di tutti i mali. Le operatrici giustamente hanno chiesto chiarimenti in merito alla sicurezza di questo vaccino che è, come ripeto, potrà essere stato testato su alcune situazioni, ma di sicuro non c'è un'esperienza sul lungo termine, ed anzi l'esperienza sul lungo termine inizia a dimostrare e a dar ragione ai timori che da subito avevano avuto. Di colpo si sono trovati a dover decidere: vuoi lavorare, fai il vaccino, non vuoi lavorare, vai fuori dai piedi. Non si è dato ascolto a questa gente che lamentava quindi un potenziale danno alla propria salute. Le case farmaceutiche hanno preteso lo scudo civilistico di non avere responsabilità di alcun genere per quanto riguardava gli eventuali effetti collaterali. I cosiddetti bugiardelli pubblicati partivano da situazioni paradossali. Generalmente voi trovate effetti collaterali comuni, meno comuni. Su questi bugiardelli trovi effetti collaterali frequentissimi, frequenti, meno frequenti, comuni, una follia. E tra gli effetti collaterali frequenti c'erano diciamo anche la paresi dalle 12 alle 24 ore, tutte situazioni di questo genere. Di fronte a questa incertezza, a questa situazione di vaccini creati all'ultimo minuto e resi obbligatori, 10 dipendenti di case di riposo hanno avuto, io dico, il coraggio e la coerenza di dire di no.
credo che si parlasse forse anche di un 50% degli operatori che non avevano fiducia nel vaccino, che non volevano farlo. È successo un vero e proprio stillicidio di minacce uscite sui giornali pubblicamente, dove alla fine si diceva non lo fai, il concetto era ti licenziamo. Da quello che poteva essere un 50% di partecipanti non convinti alla vaccinazione, molti hanno declinato sulle minacce che avevano ricevuto di essere mandati fuori anche dal posto di lavoro, quindi di perdere anche quello che era il loro sostentamento. Parte datoriale intendeva lasciare a casa i dipendenti che non si vaccinassero, lasciarli a casa prima facendo fruire periodi di ferie obbligatori, dopodiché con sospensione dal lavoro, ovviamente senza retribuzione, sulla base del certificato medico che li avrebbe resi idonei. Abbiamo fatto questo ricorso che a mio avviso era più che fondato per tutelare e avere una risposta sia sul fatto che il datore di lavoro non può imporre il vaccino, cioè era a salvaguardia anche di un principio fondamentale, che il vaccino deve essere una scelta, e deve essere una scelta su qualcosa che è assolutamente provato. Io ho notato più un interesse non nei confronti degli ospiti della casa di riposo, ma un interesse a non avere responsabilità, a pararsi il culo a monte. Eravamo ben consapevoli che il passo successivo fosse la visita medica per renderli inidonei al lavoro, cosa che avevano dichiarato apertamente su tutti i giornali i direttori delle case di riposo. Si è partiti con questo ricorso d'urgenza chiedendo al giudice, cioè dicendo giuridicamente non c'è l'obbligo di vaccinazione, le norme che ci sono che impongono determinate protezioni non arrivano fino a quel punto, esiste ancora una Costituzione, cosa che... Sì, però abbiamo imparato che la Costituzione è abrogata, è stato riconosciuto che il vaccino non dà protezione a evitare il contagio, ma che il datore di lavoro ha il diritto e anzi il dovere di tutelare i lavoratori. Ergo, vaccinatevi, diventa obbligatorio. Per evitare che si desse seguito al ricorso, ai timori che erano stati indicati il ricorso, i datori di lavoro hanno dato alle dipendenti una settimana di aspettativa retribuita, in attesa di vedere cosa succedeva. Aspettativa retribuita fino a prova contraria è prevista solo per legge in casi speciali a richiesta del lavoratore, non certo da parte datoriale. Quindi stiamo rasentando la follia più completa. Ci sono diritti fondamentali che nessun governo può calpestare, e di questo voi tutti, noi tutti dobbiamo essere consapevoli e non arretrare di 1 millimetro sulle nostre posizioni. Ci sono altri profili di illiceità anche penale dentro questo decreto legge e credo lo sappiano bene le persone che lo hanno scritto e lo hanno emanato. Ad esempio viene previsto che i datori di lavoro debbano comunicare agli ordini professionali determinati dati sanitari dei propri dipendenti. Ecco, ora forse qualcuno di voi saprà che esiste un decreto legislativo, il 50/2018, che ha dato attuazione ad una direttiva europea del 2016 che prevede che solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza, di ordine pubblico, solo i dati penali in ambito penale possono venire trattati, non i dati sanitari. L'unico strumento che abbiamo per smetterla di avere paura è la consapevolezza e la conoscenza. Informatevi e ripeto, non arretrate di 1 millimetro, fermi sulle proprie posizioni, perché ripeto, voi
se solo pensate di quante cose ci sono sopra i decretucoli del governo italiano, per non dire dei DPCM che sono stati emessi fino ad adesso, cioè le norme sovranazionali, il diritto internazionale, le prime cose che studiamo nei primi anni dell'università, per noi che studiamo giurisprudenza, ce li insegnano tutti, lo sanno, tutti le sanno, però poi sembrano questi diritti così campati in aria, scritti sulla carta. No, sono diritti che nessuno ci può togliere e quindi dobbiamo farli valere, non arretriamo di 1 millimetro. Salve a tutti, in realtà sono anch'io un avvocato, vengo da Cesena e noi siamo stati i primi a iniziare il No Paura Day. 18 sabati consecutivi con qualsiasi colore, giallo, rosso, arancione scuro, quello che vi pare. Il vaccino è una cosa e possiamo discutere sulle vaccinazioni. Questa roba è qualcosa di diverso, è un punto interrogativo che uno Stato civile e democratico non può imporre e mantenere allo stesso tempo il consenso informato. Non è logico, non è giusto, non è scritto da nessuna parte che possa essere permessa una cosa di questo genere. Quindi il decreto purtroppo è già in vigore dal 2 perché è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2. Questo periodo, che può sembrare un periodo tragico, e lo è, ma è un grande periodo di opportunità, perché ci sarà una fuga di iscritti dai sindacati e dai politici. E queste categorie sono categorie morte, i partiti e i sindacati sono morti, dovete fare da soli. L'identità, le piccole comunità saranno quelle che si salveranno e potranno insegnare agli altri. Teniamo duro adesso. Grazie mille anche per il suo prezioso intervento. Non finirò mai di ringraziare coloro che a Cesena da non so quante settimane, 20? 18 settimane e non ho paura dei di Cesena. Quindi grazie mille. Ecco voi che vi presento il giornalista indipendente. Che cosa avete fatto? Ma non se l'aspettava mica nessuno, sta cosa qua. È seduto dal computer, no? Allora io un mese fa sono stato a Cesena, ospite di questo gruppo di persone che da 4 mesi e mezzo ormai fa questo evento. E la prima cosa di cui mi sono meravigliato è stata pensare, ma com'è possibile che ci sono 400 persone, no? Che da mesi si ritrovano qua e io non lo sapevo. E allora ho parlato davanti a quelle 400 persone, ho passato una giornata con loro e poi alcuni giorni dopo ho riportato quello che avevo visto durante una diretta, perché in teoria è questo il giornalismo, no? Riportare le notizie. E da lì è nato un evento simile a Milano. Poi qualcuno qui a Belluno mi ha detto, ma e se lo facessimo anche a Belluno? Gli ho detto, guarda che a Belluno vengono in 4 gatti. Allora mettiamo in chiaro un po' di cose. Questo non è un evento no vax, questo non è un evento no mask, questo non è un evento di negazionisti e non è un evento di complottisti. Lo dico chiaro e tondo perché so che qua c'è la stampa locale. I veri negazionisti oggi sono coloro che negano le anomalie che ci sono nella narrazione ufficiale dei fatti. Quelli sono i veri negazionisti. Sto dicendo che dovevamo fregarcene? No, non l'ho mai detto. Però si potevano fare scelte diverse. Pensare di tutelare le fasce a rischio e le fasce deboli, lasciando vivere tutto il resto della popolazione. Perché vedete, i numeri, la scienza ci dice che le fasce a rischio sono persone di una certa età, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, dati alla mano.
La media dei decessi per Covid in Italia è 81 anni con 3 o più patologie, e quindi è bene di tutelare quelle fasce a rischio, ma non si può pensare di difendere il passato rappresentato dai nostri anziani distruggendo il futuro rappresentato dai nostri figli, perché è da schizofrenici. E qua non serve avere delle lauree per rendersene conto, ci hanno riempito la testa con questa cosa della competenza, degli esperti, ma se la competenza è al servizio del male, una delle più grandi forme di intelligenza è il dubbio. L'ha detto un premio Nobel per la letteratura, il dubbio. Oggi pare che chi dubita sia fuori legge, non si può più dubitare di niente. Bisogna fidarsi e affidarsi. Guai a dubitare. La nostra percezione della realtà si basa proprio sulle informazioni che riceviamo dai media. Noi crediamo che succeda qualcosa nel mondo perché i media ci stanno facendo vedere quella cosa e non sappiamo nulla di una cosa che non succede perché i media non ce la fanno vedere. L'esempio lampante è proprio il No Paura Day di Cesena, che nessuno fino a qualche settimana fa, oltre a Cesena, sapeva che andava in scena da mesi, finché qualcun altro l'ha iniziato a dire in una diretta e via col passaparola. Voi credete che in questo momento gli altri bellunesi sappiano che qua ci sono 200, 300, 400 persone? Non lo sa nessuno, e domani probabilmente uscirà un trafiletto di 2 righe. Allora è per questo che bisogna insistere molto sul discorso di cambiare il tipo di informazione, e bisogna smetterla di fidarsi e affidarsi anche a coloro che si sono autoproclamati professionisti dell'informazione. Sono professionisti della disinformazione. Mercoledì 14 ottobre il Gazzettino di Belluno intitolava così: Belluno, la provincia più contagiosa d'Italia. Belluno, la provincia più contagiosa d'Italia. Qualche giorno dopo, sempre il Gazzettino di Belluno titolava: Sappada travolta dal Covid, tutti chiusi bar e alberghi. Sapete da chi sono stati smentiti? Dal sindaco. Dal signor Bottacin, che lo conoscete, che adesso insomma è assessore alla protezione civile Veneto, e dal sindaco di Sappada, che hanno detto non è vero, non è vero, cioè vengono smentiti dalle autorità stesse. E allora li abbiamo denunciati per procurato allarme, perché non ci lasciano la costretta. Cosa dobbiamo fare? Tutta questa roba qua si basa su una parola che qualcuno prima ha accennato, ed è la parola paura. Non a caso questo si chiama No Paura Day. La paura è il vero virus, la paura, e lo sanno bene. A cosa serve, chiedo al Corriere delle Alpi, tanto per passare da uno all'altro, perché poi è tutta la stessa menata. A cosa serve pubblicare qualche giorno fa non solo un articolo, ma addirittura la locandina fuori dalle edicole con scritto Pasqua, nel weekend super controlli sui sentieri di montagna. Ma cosa serve? Sui sentieri di montagna. Vergogna! 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 Si scopre che il Corriere delle Alpi fa parte del gruppo Gedi, il cui padrone del gruppo Gedi è John Elkann, che è anche il capo dell'FCA, ex Fiat. FCA che ha fatto un accordo col governo per produrre le mascherine obbligatorie a detta del comitato tecnico scientifico. Che cosa c'entrerà la Fiat con le mascherine? Non si capisce. Allora il Corriere delle Alpi fa questi titoli fuori dalle edicole con scritto super controlli sui sentieri di montagna, semplicemente per continuare a incutere terrore e paura. È sempre lo stesso gioco, è sempre la stessa cosa. E tantissime persone, la stragrande maggioranza, non andrà nel weekend di Pasqua, non sarà andata sui sentieri di montagna per paura che ci fossero i controlli.
Io mi domando anche le forze dell'ordine come fanno a continuare a pensare tutto questo. Ma io penso che siano stufi anche loro. Mi si è avvicinato prima un esponente delle forze dell'ordine e mi ha detto non ne possiamo più neanche noi, e io li capisco, ma io li capisco. Però allora io faccio un piccolo appello anche a tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine: iniziate a tirare fuori un po' di buon senso, siamo tutti sulla stessa barca. I nemici non siamo tra di noi, sono guerre tra poveri queste qua. Allora è inutile andare a continuare a fare le multe per questa storia delle mascherine che non valgono niente, che non servono a niente. Cosa fate le multe? Nonostante le cure a domicilio abbiano dimostrato che sono valide, nonostante ci siano dottori che riportino casi con migliaia di persone curate, nonostante paesi non abbiano fatto lockdown e ne sono comunque usciti, nonostante una marea di cose, in una gran parte della popolazione la paura di morire ha superato la voglia di vivere. E questo è il problema più grosso di tutti. Ma nel momento in cui la paura di morire supera la voglia di vivere, si è già morti dentro. Se la vostra libertà è messa in discussione da un decreto o da una multa, l'avete già persa! L'avete già persa! Quando una legge è ingiusta, può essere giusto infrangerla. E non ce l'ha insegnato solo Henry Thoreau, ce l'hanno insegnato persone che oggi riconosciamo come dei grandi del passato, che però ai loro tempi furono perseguitati, da Gandhi a Nelson Mandela, a Tolstoi, a Malcolm X. Persone che non hanno messo in discussione un secondo la loro legge morale. Mandela si è fatto 27 anni di galera per poi uscire, sconfiggere l'apartheid e diventare presidente della sua Repubblica. Un anno e mezzo fa pensare di fare un evento in Piazza dei Martiri a Belluno per la libertà di parola e pensiero era impensabile. Grazie di cuore.